Oscilla il titolo di Safilo in borsa nonostante le performance in progressione del gruppo che nei primi mesi ha macinato ricavi e profitti a doppia cifra percentuale. È il paradosso di una fra le più importanti società al mondo nel settore dell'occhialeria che ha fatto nuovamente ricorso alla cassa integrazione per i 485 lavoratori rimasti dopo il taglio di 400 unità nei primi mesi del 2020. C'è forte preoccupazione per il futuro degli stabilimenti di Longarone e Santa Maria di Sala e per la sede di Padova. Se ne stanno occupando i sindacati in contatto con la Regione Veneto. Safilo è un'azienda forte con un nome importante e qui c'è un territorio che nell'ambito dell'occhialeria non ha pari nel mondo. Con i lavoratori stiamo da tempo e con i sindacati in particolare stiamo da tempo pensando che il mercato del lavoro dell'occhialeria è un mercato circolare. Conforta l'assessore Donazzan la consapevolezza che le professionalità delle maestranze dell'occhialeria non andranno comunque disperse. Domani si riunirà il coordinamento sindacale del gruppo, che comprende tutti e tre i siti veneti, per affrontare la questione e chiedere un incontro chiarificatore all'amministratore delegato Angelo Trocchia. La Regione è qui per accompagnarli con della formazione guidata e per dei processi che devono dare serenità. Ecco, la cifra di vittoria è essere accompagnati dalle istituzioni. Questo dà serenità e affidabilità agli investitori.